amici di 7 in punto, ben ritrovati a questo appuntamento anche per martedì 15 gennaio 2013. Secondo appuntamento dunque di questa nostra nuova settimana insieme. In primo piano lo sport e soprattutto, come vedete sulle nostre teste campeggiare il titolo, un anno ricco. Ci è venuto proprio a parlare di quelli che sono i progetti e le iniziative che verranno letteralmente messe in campo nel corso di questo 2013, la persona più qualificata per farlo. Si tratta del presidente regionale del CONI del Veneto, Gianfranco Bardelle, che ringraziamo di essere con noi e al quale diamo il benvenuto. Buongiorno a lei, Presidente. Buongiorno ai telespettatori. Grazie di essere con noi. Un anno ricco, Presidente, un anno ricco che, come dire, avete già preparato a priori, a monte, visto che un progetto importante come quello che ha a che fare con lo sport del Veneto ha già preso il via nel mese di dicembre. Ma indubbiamente lo sport è in grandi problemi finanziari come tutte le altre attività del nostro Paese. Speriamo che il 2013 sia il momento in cui si possa finalmente sorridere. Noi abbiamo una grande fortuna, che lo sport si basa su un mondo del volontariato, migliaia e migliaia di persone che danno il loro tempo a disposizione per far crescere lo sport. Voglio ricordare ai telespettatori che il Veneto è la seconda regione in Italia come movimento sportivo, dietro la Lombardia però ha 10 milioni di abitanti, noi ne abbiamo metà, per cui lo sport del Veneto si fa valere bene. E questo è merito del volontariato, delle società sportive, di dirigenti, di tecnici, di grandi atleti, sia olimpionici che delle Paralimpiadi. E quindi vorremmo, con questo progetto molto importante e fatto in stretta collaborazione con la Regione Veneto, quindi è un progetto non solo nostro del CONI Veneto, ma della Regione Veneto, dimostrare i valori che porta lo sport. Valori molto importanti. Voglio solo ricordare che l'impiantistica sportiva del Veneto, gestita dalle società sportive, dà lavoro a 50.000 famiglie. Cioè ci sono 50.000 famiglie che vivono con lo sport. Sono numeri importanti. Sono numeri importanti. Certe volte dico, ma voi vi divertite? Sì, però diamo lavoro a 50.000 famiglie e dobbiamo mantenere questo posto di lavoro. Siamo estremamente preoccupati perché è fatto tutto sul volontariato, sulla voglia di tenere aperti gli impianti. Gli impianti non sono più gestiti da comuni, province, sono gestite da società sportive e lì lavora gente. Allora, con questo progetto, se permette in 2 minuti elenco un attimo la partenza che è stata il 15 dicembre, in cui l'abbiamo presentato assieme alla Regione, alla presenza del vicegovernatore Zorzato e dell'assessore all'ambiente Conte Maurizio. Abbiamo presentato quello che faremo nel 2013 e nel 2014. Nel 2013 faremo 5 forum, convegni grandi, con temi ben specifici. Molte volte ci dimentichiamo un convegno su sport e turismo. Il 20% del turismo della nostra regione, bellissima, a montagne, a lago, al mare, sono riempite le stagioni morte da chi? Dagli sportivi, da attività sportive, e il 20% del PIL del turismo è dato dallo sport e il turismo. Allora non possiamo dimenticarci questi grandi numeri. Poi noi sappiamo che Treviso è la provincia che ha un alto numero di industrie che lavorano sullo sport, scarpe, calzature, sci, racchette, cioè più che ne ha più ne metta. C'è un distretto vero e proprio. C'è un distretto proprio sportivo. Non possiamo anche questo dimenticarci quante persone lavorano se lo sport funziona. Se muore lo sport, queste industrie cosa fanno? Ed esportano tanto all'estero e il prodotto che viene fuori dalle nostre industrie sono le migliori, io dico le migliori del mondo. Poi portiamo salute, un messaggio se permette. Noi vorremmo che i medici facessero meno ricette di medicina e scrivessero: dedicati a camminare un'ora al giorno, vai in palestra a fare movimento,
fai una nuotata. Allora chi è depresso, anche, non dico solo i giovani, anche per gli anziani, se fanno sport, io sono sicuro che hanno un futuro migliore. Quindi sport e salute e benessere fisico è molto importante. C'è un studio in America, non è che lo dice Bardelle, presidente del CONI, uno studio in America che ha riscontrato che investendo $1 nello sport si risparmiano $3 nella sanità pubblica americana. Credo che quindi quando si fanno i tagli e lo sport è il primo a essere tagliato, si penalizza pesantemente anche la sanità, i nostri ragazzi diventano obesi, i nostri ragazzi invece che andare a fare associazionismo, divertirsi, eccetera, stanno avanti magari molto troppo spesso coi giochi e quindi, ecco, dobbiamo essere un po' più attenti quando nelle nazioni più evolute lo sport è una materia importantissima. E chiudo con altri 2 forum che faremo. Uno, il rapporto sport e scuola. Non è accettabile che nella nostra nazione evoluta ci sia un'ora di ginnastica alla settimana. È una cosa inconcepibile. Lo sport è cultura. Un'ora è fatta sempre lì all'ultimo momento, eccetera. E ultimo, noi riprenderemo in mano quel progetto fatto assieme all'assessorato ai lavori pubblici con l'assessore Giorgetti sull'impiantistica sportiva. Sono 2 anni che la Regione Veneto, lo sappiamo, i problemi economici, ha tagliato qualsiasi possibilità di finanziamento per gli impianti sportivi. Ci siamo sacrificati 2 anni, ma dopo il 3° anno, se non si fanno impianti sportivi, è veramente una tragedia. Nel 2014 faremo un libro su tutti questi problemi che verranno fuori da questo ampio dibattito, come dico, CONI, Regione Veneto, ma coinvolgeremo la Confindustria, coinvolgeremo la sanità pubblica, giusto, il turismo, vorremmo coinvolgere tutti i grandi attori. Sa, Presidente, lei ha citato un dato che non è confutabile, quello dell'impiantistica. Se noi pensiamo, andando a livelli alti, che proprio da una recente indagine pare che, a parte lo stadio calcistico della Juventus, tutti gli altri impianti sportivi calcistici della Serie A siano inadeguati dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della tenuta della struttura, della vecchiaia della struttura stessa. Insomma, se anche ai più alti livelli siamo a questi livelli, scusate il gioco di parole, insomma, veramente è un panorama quello che ci propone l'ambito sportivo italiano, che già da quelle che dovrebbero essere le fondamenta, appunto le strutture sportive deputate ad ospitare gli eventi, insomma, si propongono già in maniera abbastanza da quarto mondo. Ecco. Presidente, lei ha citato un dato secondo noi significativo. Lei ha detto, qualcuno ci dice, ma voi vi divertite? Perché crediamo che uno dei messaggi principali che lo sport deve trasmettere è che si parla di gioco della pallacanestro, gioco del volley, gioco del calcio, cioè si tratta comunque, anche se purtroppo ai noi gli interessi hanno un po', sovrastato quelli che sono i valori primari, però il calcio tutti gli sport restano fondamentalmente dei giochi. Sì, questo è vero, e infatti noi dobbiamo trattare l'argomento sport come cultura sportiva, cioè dire sì, qualcuno va alle Olimpiadi, qualcuno arriva all'Inter, al Milan a guadagnare veramente, a star molto bene, però quelli che giocano nei nostri campi da calcio, da calcetto, da calcio o nelle palestre o nuotano in piscina, lo fanno perché sanno che stando assieme, facendo anche negli sport individuali si fa squadra perché ci si parla, ci sta assieme, si cresce mentalmente, moralmente bravi. Io voglio dire, nella mia esperienza ormai quarantennale, che tutti gli atleti che ho conosciuto, che mi hanno frequentato, eccetera, poi nella vita sono riusciti anche a crescere bene, come si dice in un gergo, a sfondare, cioè non nello sport, ma nella vita. Ecco quello che vogliamo far capire. E siamo estremamente preoccupati perché do un dato
che è su tutta... che dopo i 14 anni, quindi dopo le medie, il 50% dei nostri ragazzi abbandonano lo sport. È gravissimo, è gravissimo. Poi li riprendiamo che hanno 30 anni, che sono sposati, allora hanno bisogno del movimento, ma hanno quel vuoto di 15 anni in cui è più facile andare in piazza, è più facile andare in discoteca, e dico vadano pure in discoteca, ma sì, ma un giorno vanno in palestra, il giorno dopo vanno anche a ballare, è giusto che si... Ma purtroppo l'abbandono dello sport è del 50%, è un numero impressionante. È impressionante, sì. Dobbiamo anche riconoscere, Presidente, che dei Galtarossa, delle Pellegrine, nasce uno ogni 20-30 anni, sono espressione di una vita fatta di grandi sacrifici, però giustamente il Presidente Bardella diceva lo sport significa sì sacrificio, però non significa, come dire, annullare quelle che sono le prerogative dell'essere giovani, cioè andare a divertirsi, andare con gli amici. Certo, richiede un certo impegno, una certa serietà, una certa preparazione che presupporrebbe che certi stravizi, insomma, vengano contenuti nei limiti dell'accettabile, ma questo crediamo anche per chi non si dedica con vigore, passione e dedizione ad una disciplina sportiva. Dovrebbe essere una regola di vita in generale. Sì, ma infatti non vogliamo che tutti diventiamo dei grandissimi campioni, poi è nel DNA, è nella voglia, nel sacrificio, però vorremmo che tutti avessero un modo di vivere e quindi di essere equilibrati, non abbandonare lo sport. Fare lo sport in modo equilibrato, non riesci a diventare un grande calciatore a 15 anni, non ascoltare le cattive sirene che ti dicono allora non sei uno sportivo. Uno sportivo è anche quello che va in bicicletta, che va a correre nei colli, poi deve continuare la sua vita, studiare, laurearsi, eccetera, però avendo sempre un modo di vivere vicino allo sport e frequentando una... Adesso c'è la fortuna che una volta c'era solo l'equitazione, la scherma, 100 anni fa. Adesso abbiamo 47 federazioni, 13 discipline associate, 150 attività sportive e credo che ognuno di noi in un'attività sportiva si può divertire. Sì. Beh, indubbiamente. E poi c'è anche appunto un discorso di salute, questo vale anche per fasce di età più avanzate, però se fin da giovani si coltiva proprio una cultura, cioè una forma mentis, una forma mentale, per cui la disciplina sportiva ti aiuta anche a tenerti in forma, sia con la mente che con il fisico, perché poi anche la testa ne beneficia e come. Insomma, voglio dire, avanti nell'età si possono raccogliere i frutti di quanto si è seminato prima. Insomma. Sì, infatti quello che noi vediamo è che abbiamo più attenzione da parte delle classi un po' più avanzate nell'età, sia maschile che femminile, anche una volta lo sport terminava a 25-26 anni, il settore femminile era pochissime donne facevano sport, adesso dobbiamo dire che forse sono più attente, sono molto più attente le donne a frequentare gli impianti sportivi, a fare ginnastica, a mantenersi sane, a far movimento, forse gli uomini sarebbero un po' più pigri. Però sappiate che non vogliamo che diventiate tutti dei grandi professionisti dello sport. A noi interessa che vi manteniate in forma. E come dico, questo farebbe anche risparmiare allo Stato italiano per la salute molti euro, perché si risparmierebbe sulle medicine. Certamente un'ora in palestra fa meglio che prendere una pastiglia per la depressione, questo credo sia un messaggio che dobbiamo mandare. È il miglior antidepressivo anche perché c'è uno scarico che non è indifferente. E poi si sta in compagnia, ci si diverte, anche bellissimo vedere anche nelle piscine dopo una nuotata, queste persone si fermano a chiacchierare, nella palestra si fa lo sforzo, però dopo si sta assieme, si va a prendere anche il caffè assieme. Ecco, sono queste le cose che lo sport vorrebbe, sport e salute. Poi lo scopo del CONI è anche portare i nostri campioni alle Olimpiadi, il Galtarossa alle Olimpiadi, la Pellegrini alle Olimpiadi. Sì, lo scopo è anche quello di festeggiare ogni 4 anni questo.
Sì, certo, poi ricordiamo, noi abbiamo citato, ce ne scusino, diciamo coloro che si sono sentiti esclusi, ovviamente pensiamo a Luca Dotto di Sì. Campo San Piero, no? Sì, sì. Insomma, per cui il grande nuotatore, abbiamo veramente un vivaio in Veneto e abbiamo citato questi 3 nomi per ricordare magari i più gettonati, coloro che hanno raggiunto dei risultati importanti, ma c'è un movimento appunto veneto che avete sentito con una popolazione metà della Lombardia e secondo solo alla regione che ci sta vicino. In pratica è come dire che il Veneto è il primo movimento italiano sportivo. No? Se mi fa aggiungere, a Londra chi ha portato più medaglie al bottino, come si dice, del Veneto, sono state le Paralimpiadi. Grandi campioni, io prenderei il nostro alfiere, quello che ha portato la bandiera, Oscar De Pellegrini, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra, ma non voglio dimenticare Zanardi. Sono testimonial importantissimi, persone che hanno problemi, che non hanno nessun problema a stare assieme attraverso lo sport, a vivere tutti assieme, a vivere con gli atleti che non hanno problemi, che non hanno disabilità. Loro che hanno disabilità sono uguali, sono bellissima gente, la quale io 2 sere fa ero proprio con Oscar Di Pellegrini e si parlava di questa cosa, la bellezza dello sport che li ha resi felici. Sono persone che sono molto importanti come portatori di quel messaggio che vogliamo dare dello sport pulito, dello sport importante. Le Paralimpiadi di Londra sono stati il messaggio, credo, che ha riscosso maggiore attenzione da parte dei telespettatori. Sì, doveroso ricordarlo, siamo grati al Presidente Bardelli anche perché ricordiamo la grande tradizione nel Veneto pure in questa specialità, ricordiamo Alvise De Vidi e Francesca Porcellato, tanto per citare 2 nomi che nel più recente passato ma anche nel presente hanno tenuto alto il nome del Veneto e dell'Italia in questa disciplina, perché è una disciplina, proprio una manifestazione che ormai ha assunto un rilievo e una caratura internazionale, insomma hanno tenuto alto in maniera eccezionale il nome proprio delle aree da cui provengono, del paese da cui vengono. Presidente, siamo quasi in chiusura di questa prima parte della nostra conversazione mattiniera. Vogliamo parlare anche di Gianfranco Bardelle che è atteso da un appuntamento comunque significativo che sarà una riconferma, che è quella del 23 gennaio. Che cosa succederà allora, Presidente? Sì, ogni 4 anni in occasione delle Olimpiadi si rinnovano tutte le strutture del CONI e anche per il CONI Veneto c'è il 23 gennaio ci sono le elezioni, come si dice, in cui verrà eletto il Presidente e per la prima volta anche la Giunta, cioè le persone che affiancheranno il Presidente, saranno elette dal Parlamento del CONI Veneto, che è rappresentato da tutti i Presidenti delle federazioni regionali e degli enti di promozione sportiva e delle discipline associati, ed è molto importante perché prima la Giunta era nominata, cioè il Presidente nominava coloro che dovevano stare assieme per 4 anni, invece si è voluto dare un segnale nuovo facendo eleggere la Giunta dal Consiglio regionale. L'altra novità, e dobbiamo dire ai telespettatori, è che i CONI provinciali non avranno più un presidente che prima era eletto dalla base, eccetera, ma il nuovo regolamento e il nuovo statuto del CONI nazionale prevede che diventino delegati del regionale, cioè si è fatta una scelta, doveva farla anche la politica, forse lo sport ha preceduto la politica, sono stati tolti tutti i presidenti provinciali, sono stati trasformati in delegazioni. Io devo dire però come candidato che per me rimangono nel territorio con un'importanza estrema, siano presidenti o siano delegati, per me sono delle persone che si dedicano allo sport e porteranno avanti il progetto dello sport nel territorio. Avranno questa fisionomia, saranno delegati. Approfondiamo questi temi, Presidente, tra qualche istante ci scusiamo con lei e con i telespettatori, ci fermiamo alcuni minuti per dei suggerimenti commerciali, rimanete con noi, ci vediamo tra pochissimo.
Secondo momento di 7 in punto per questa mattina di martedì 15 gennaio, siamo in compagnia di Gianfranco Bardelle, presidente regionale del CONI del Veneto. Tra l'altro, prima di ridargli la parola, ricordiamo che proprio questa mattina alle 11 nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in piazza Duomo a Padova si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto Sportivamente per la promozione dello sport tra i giovani e tra l'altro saranno presenti, oltre che il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Antonio Finotti, anche il presidente del CONI di Padova, Dino Ponchio, e il presidente del CONI di Rovigo, Bruno Piva, oltre che un rappresentante del CONI nazionale. Presidente Bardelle, lei appunto diceva non esisteranno più i CONI, diciamo, cittadini, provinciali, no? Come allora vi rapporterete? Come cambierà il dialogo anche tra quella che è la realtà periferica, chiamiamo, e la realtà centrale, cioè il CONI di Roma? Ecco, dobbiamo comprendere che fino a questo ultimo mandato i presidenti, cioè i CONI provinciali, erano condotti da un presidente che era eletto dalle strutture provinciali. Il nuovo regolamento prevede che invece il presidente del CONI regionale eletto nomina in ogni provincia un delegato. Che avrà compito istituzionale di portare avanti il progetto dei rapporti con la scuola, i rapporti con la fondazione, tutte quelle materie che sono state introdotte negli ultimi anni. Certamente è un po' un cambiamento epocale, certamente il presidente del CONI provinciale eletto aveva molto potere, diciamo, e quindi anche autonomia, cioè nel senso che essendo eletto aveva anche l'autonomia. Essendo delegato avrà meno autonomia personale e qui sta la capacità del regionale di formare una squadra e di condurla, perché io ho sempre detto nel mio progetto che porterò avanti anche, che consegnerò il 23 alle elezioni, è quello di essere più che presidente del CONI regionale il coordinatore di una squadra di delegati provinciali, perché non si può perdere il lavoro di 30 anni che è stato fatto nelle province venete, tutto per cercare di ridurre i costi. Non è questione di costi, le strutture provinciali sono sempre riuscite a trovare risorse attraverso la provincia, il comune. È una questione solo di una organizzazione, secondo me, diversa. Però quello che è indispensabile è che nelle nostre province il CONI sia ancora presente, faccia squadra, abbia ancora compiti istituzionali con la scuola, con le federazioni, con gli enti di promozione sportiva e che non ci si chiuda solo a livello regionale. No, beh, è giustissimo, insomma, come discorso, direi anche per abbracciare un ambito più di pertinenza dello sport, anche perché, Presidente, dicendocela fuori dai denti, adesso non è sempre per sparare a zero sul sistema Italia, però cioè settori fondamentali, parliamo di sanità, parliamo di welfare, per cui stato sociale, ma anche sport, cioè non vengono tenuti nella dovuta considerazione, nel senso a livello di finanziamenti, a livello di fondi destinati a, cioè anche voi dovete fare le nozze con i fichi secchi. Insomma. Sì, è un periodo molto difficile, però posso ricordare che nel nostro Veneto il 100% delle risorse delle province, dei CONI provinciali, erano trovate sul territorio, non venivano da Roma, dalle risorse del Totò. Quindi si è sempre cercato di lavorare per aumentare le risorse. Quello che voglio dire è che non si può pensare, e Roma forse questo, cambiando la struttura, l'ha pensato, che il presidente del CONI regionale va nel paese più piccolo dove c'è solo una società sportiva e rappresentare il CONI. Lì deve dare il fiduciario CONI, il delegato CONI. Dobbiamo essere vicini perché lo sport non è verticistico, sì, c'è verticistico quello che va a Londra, ma lo sport si fa anche nel paese più piccolo attraverso la squadra di calcio, di pallavolo, di pallacanestro, e lì ci deve essere una persona che unisce, che fa squadra. Ecco per cui io dico che è stato presentato male questo progetto,
che poteva essere un progetto giusto, di risparmio di risorse, ma fatto in una maniera diversa. Cioè dire quello che sto dicendo io in questo momento, spero che Roma non dica che non è vero, il CONI anche nel paese più piccolo deve rimanere attraverso il fiduciario, attraverso il delegato e attraverso il volontariato che abbiamo a disposizione. Beh, insomma, anche perché lo sport è una realtà che si estende a tutte le latitudini, in tutti i tipi di ambiti, grandi, esatto, piccoli o medi che siano. Presidente, allora torniamo a quello che è il titolo della trasmissione, Anno Ricco, perché, caspita, sono tantissimi gli appuntamenti. Vabbè, è scattato l'altro ieri, domenica, il 2013 dell'Atletica Veneta a Galliera Veneta, ma pensiamo per esempio ad appuntamenti importanti come per esempio le 3 maratone ormai tradizionali che stanno avendo finalmente il giusto rilievo anche a livello nazionale che meritano. Parliamo della Treviso Marathon, della Maratona del Santo e della Venice Marathon. Cominciamo con la prima in ordine di tempo, la Treviso Marathon, che quest'anno vive un'esperienza particolare perché vive il decennale con addirittura 3 partenze. Insomma, è una bella realtà, si parla già di 3.000 iscritti. Beh, le maratone sono cresciute in questi ultimi anni e hanno coinvolto veramente gran parte delle città in queste grandi manifestazioni. Certamente questo è quello che emerge in maniera molto più importante, sì, però ci sono centinaia e centinaia di manifestazioni sportive, ma campionati italiani, voglio ricordare che ci saranno i campionati italiani di karate, sì, quindi di arti marziali, campionati europei, di tante manifestazioni anche più piccole, perché la nostra regione, avendo il mare, il lago, le montagne e anche i colli Euganei dove ci sono situazioni termali che danno la possibilità agli sportivi di migliorarsi, hanno la possibilità di organizzare grandi eventi e ne organizzeremo molti nel 2013. Se permette, ricorderei ai telespettatori che quest'anno organizzeremo a Caorle i Terzi Giochi del Veneto. Terzi Giochi del Veneto è una manifestazione nostra, fatta dal CONI Veneto con tutte le federazioni regionali, per gli atleti giovanili. Sappiamo che tanti non vanno ai campionati italiani dei nostri giovani, tanti non vanno ai campionati europei, tanti non vanno ai mondiali, la maggior parte non va certamente alle Olimpiadi. Beh, cerchiamo di fare una manifestazione in cui tutti assieme, questi giovani dai 13 ai 16 anni di oltre 30 federazioni, passeranno 4-5 giorni a Caorle facendo dei campionati della loro specialità e poi festeggiando tutti assieme un finale con la sfilata, con l'accensione del tripode e con l'inno d'Italia. Credo che sono momenti molto importanti per i nostri ragazzi. No, sono importanti anche perché a nostro modesto parere servono a creare, come dire, un senso anche di gruppo che poi costituisce il movimento veneto molto importante, insomma, cioè fa sentire un senso di appartenenza anche per ogni singolo atleta, crediamo significativo. Per cui la terza settimana di maggio, terza settimana, noi saremo a Caorle. Come ho detto, ci saranno i rappresentanti di 29 federazioni sportive. Caspita. Le altre che non possono venire con delle squadre perché impegnati in molte altre manifestazioni faranno dimostrazioni della loro specialità. Importanti questi appuntamenti per dire che c'è lo squash, c'è il pallatamburello, il twirling. Io sto dicendo quelli che magari non si vedono mai, no. Oppure il taekwondo, che molti non sanno che cos'è, un'arte marziale, eccetera. Poi giocheranno assieme a quelli del calcio, a quelli del pallavolo o della pallacanestro, che hanno più immagine televisiva, ma anche questi sono molto importanti perché hanno migliaia e migliaia di simpatizzanti aderenti a questi sport.
Bene, dunque allora appuntamento terza settimana del mese di maggio con la terza edizione dei Giochi del CONI Veneto. Noi siamo estremamente grati al presidente Gianfranco Bardella di averci illustrato, è stato molto bravo per il tempo che ci era concesso, questa stagione che sarà ricchissima. Grazie dunque a Gianfranco Bardella, presidente regionale del CONI del Veneto, e buon lavoro. Grazie a voi, grazie ai telespettatori e grazie a chi ama lo sport. Grazie al nostro ospite, rimanete con noi se vi fa piacere, tra poco parleremo di un tema scottante, cioè la riforma delle pensioni. A tra poco.